Un passo in avanti, uno indietro, ma la Reyer va vicinissima al blitz perdendo di due sole lunghezze 70-68 al pala Carrara contro Pistoia. Prima Res fallisce il tiro dell'aggancio, poi Goss, 18 punti per lui, top score Granata, addirittura la tripla della vittoria dopo il doppio errore di Xiz dalla lunetta. Una sconfitta che sa di beffa. Il KO è stato però reso meno doloroso in proiezione Final 8 di Coppa Italia dai contemporanei passi falsi di Avellino e Cantù. Lunedì si torna in campo contro Trento. Questa partita, ha detto alla fine coach Recalcati, fotografa un campionato molto equilibrato e in cui tutto sarebbe stato possibile. Abbiamo perso all'ultimo tiro e questo fa capire quanto siamo andati vicini a vincere. Oggi, ha concluso il coach Oro Granata, non siamo riusciti a giocare bene sotto, per questo necessariamente ci siamo dovuti affidare al tiro da fuori. Ci è mancato, precisa Recalcati, l'equilibrio fra gioco interno ed esterno, ma credo sia inevitabile quando vedi che sotto fatichi e devi recuperare nel punteggio affidarsi al tiro dall'arco.